Parle anch'io del tu. Sai, mi sento un po' un'intrusa. Sei sicuro che quella donna non tornerà? Non tornerà. Che titolo di studio hai? Sono un segretario d'azienda. Il signor Mariani, per favore. Ciao, Emilio. Sono Sergio. Senti, la figlia di un mio caro amico ha bisogno di lavorare. Puoi fare qualche cosa? È segretario d'azienda. Va bene, allora ti ringrazio. Te la mando domattina. Vabbè, ciao. È un mio amico, commerciante di automobili. Ti prendo in prova. Ti presenterai domattina. Grazie, Sergio. Allora io me ne vado. Ripasso a prenderti verso le 9. Oppure vuoi che ci incontriamo alle 9 alla taverna? No, passo io a prenderti. Ciao. Ciao, Sergio. Grazie ancora di tutto. Che stai facendo? Che vuoi cambiare aria? Ma come c'hai il coraggio di lasciarci? Così, su due piedi. Ma non lo capisci che noi ti vogliamo bene? Bella riconoscenza per due persone che t'hanno tenuto qui come una figlia. Non c'hai nemmeno un pizzico di gratitudine. Se vuoi un pizzico di gratitudine, eccotelo. Ah! Pronto? Ciao Laura, sono Arturo. Posso venire fra un'oretta? Oh, ma io non sono Laura. No. Scusi, chi è? Un'altra. Un'altra. Senta, allora potrei venire lo stesso. Troppa fretta, Arturo. Perché? Ascolti. Sei pronta? Oh, ma anche tu hai le chiavi. Questo può essere pericoloso per me. Allora, andiamo? Ancora un attimo solo, scusami. Ha telefonato un certo Arturo chiedendo di Laura e ha chiesto pure se poteva venire tra un'ora. Hai sentito? E allora? Ma tu non sei geloso di questi uomini che chiedono di incontrarsi con Laura? Fai troppe domande. Su, usciamo. Ho visto che avete un bel fatturato. Gli affari vanno bene, abbastanza bene. La clientela è molto varia. Pensa, sai chi sono che comprano le macchine più costose? Quelli della Stelletta. Chi? Quelli. Come? La taverna della Stelletta in via Verdiani. Già. Tutti papponi. Ma che cosa significa precisamente questa parola? I papponi sono quei signorini che campano alle spalle delle passeggiatrici. Ah, ho capito. Un lavoro comodo. Chiamalo lavoro. Però ce n'è uno che è bello da morire. Si chiama Sergio. Così bello che lo chiamano il principino. Ah, se lo vedessi. Credo di averlo già visto. Ciao. Ciao, Sergio. Dov'è il giornale delle corse? È lì, vicino al telefono. Sai, continuano sempre le telefonate per Laura. Ti ho detto che non mi interessa. Sergio, stammi a sentire.
Vogliamo parlare apertamente? Mettiamo le carte in tavola. Guarda, io non sono più una bambina. Ormai ho capito i tuoi rapporti con Laura. Ne vedo perché tu li debba nascondere. Sergio, vuoi che diventi la tua donna? Ieri mi sono licenziata dall'impiego. Farò tutto come e meglio di Laura. Fai la valigia e vattene. Ma l'asso lo tieni per Natale? Ma che pizza che sei! E state zitto. Oh, ecco l'angioletto. Attenti alla testa del bambino. C'ha dura come la madre. Benvenuto, anima santa. Quant'è Che bella carina, cerimonia. somiglia tutta la mamma. È vero che è bello? È bello, è bello. Che nome gli avete messo? Il padrino ha voluto chiamarlo Omar. Sì, Omar, con Massiva, il più grande calciatore del mondo. Basta buono, e lo sai dove lo metti? Ma che scherziamo? Spumante per tutti! Offro io, pago io per tutti! Tu Marisa con l'angioletto, mettite qua. Sì. Suona la ballata del principino. Sì, la ballata del principino. Vabbè. Anima bella. Contessa, mi concede l'onore di sto ballo? Oh, ma io mica c'ho la licenza del ballo. Ma che te frega, vai cercando. Tesoro de Pia, quanto sei dolce. Quanto pesi. A te fra una settimana dicevo già una bella pappa. Sì, bella pappa. Che mi hai chiamato? Ragioniere, gli ha preso una crisi. Guarda un po' se la puoi calmare. Mi scusi. Pagliacciate, tutte pagliacciate. Neonati, battesimi, ma se posso sapere che vi battezzate, l'animaccia vostra. Siamo brutali, siamo tutte puttanacce. Feccia, fango, merda, ecco che siamo. Ma non lo capite, Una così. No, gli è passato tutto, non è più niente, è vero, Milè? Oh, ma così va bene, che ci hai fatto che gli hanno spaventato tutti quanti? Ma che ci vuoi rovinare sta festa? Adesso alzane bella sola. Vattene, qualcosa. Venia, contessa, torniamo a ballare? Ecco Sergio. Ciao, principi. Eccolo. Quanto è carino. Bello come la madre. Marisa, auguri. Complimenti, è proprio un bel bambino. Complimenti. Grazie, Sergetto. Beh, ti aspettavo. Senti, ho saputo dov'è Laura. È a una 50 di chilometri. Hai saputo nient'altro?
Buongiorno, la casa della signora Colussi? La signora Colussi? È quella là in fondo. Grazie. Prego. È in casa la signora Laura Belmonte? Sì, s'accomodi. Signora Laura? Signora Laura? Ti ho scovato finalmente. Lurida. Credevi di passarla liscia, eh? Schifosa. Disgraziata. Ti hanno portato in villeggiatura, eh? A svagarti un po'. Con me t'annoiavi. Bagascia! Chi è il tuo uomo? Un clientone? Coi quattrini, eh? Ti ha messo in una gabbia d'oro. Zozza, e tu saresti una donna. Questo era il tuo grande amore. Sergio mio, ascoltami. Ti prego. Ti prego. Laura! Tu sei cieca. Sono stato io che ti ho distrutto gli occhi. Non dirlo, amore mio. Tu sei tanto impulsivo. È stata una disgrazia. Sergio, io volevo uscire dalla tua vita. Appena sei partito, i miei occhi cominciarono ad appagarsi. Il medico mi disse che avrei presto perduto completamente la vista e per sempre. Riuscii a malapena a scriverti quelle righe, senza alcuna spiegazione, perché tu ti allontanassi da me odiandomi. Ma adesso, senza odio, il distacco sarà più doloroso. Sergio mio, perché sei venuto? Ti supplico, risparmiami questo tormento e perditi anche tu nel nostro passato. Andiamo a casa. Confermo la diagnosi dei colleghi. Occorrerà una lunga cura, signora. Lei mi promette che la seguirà minuziosamente, è vero? Sì, professore. Bene. Adesso le farò la ricetta. Intanto, infermiera? Accompagni la signora nel salotto. Ed ora parliamo a quattro occhi. Purtroppo è un caso traumatico molto grave. Personalmente però ritengo che un intervento chirurgico sia comunque da tentare, ma ben inteso con scarse speranze. Non glielo posso nascondere. Ma ci sono stati casi di guarigione? Le casistiche sono molto avare in questa materia. In ogni modo, conviene sempre tentare. Grazie, professore. Attenta a non pungerti. Ti aiuto io.
Amore, le tue rose hanno un profumo meraviglioso. Grazie ancora. Sei così buono. Dimmi, amore, adesso cosa faremo? Anzitutto ti curerai per prepararti all'operazione. Sì, caro, ma tutte queste spese... Senti, tu sai che io non mi perdo, amore. Non devi preoccuparti. È l'ora della medicina. Aspetta. Fammi sentire ancora un po' il calore delle tue mani. Che onore, il principino, come stai? Bene, e tu come stai? Non c'è male. Non ci vediamo da tempo, eh? Eh già. Marco, sono venuto per affari. Ah, finalmente ti sei deciso. Te ce n'è voluto, eh? Ho bisogno di guadagnare soldi. Molti soldi. Perbacco, con il contrabbando si guadagna bene, sai. Mettiti con me. Io, per esempio, mi sono fatto la villa con il contrabbando. Io ho perfino una scuderia di cavalli. Tutto quello che vedi me lo sono fatto col mio lavoro. E anima mia? Sì che puoi farmi lavorare con te. E me lo chiedi? Io ho bisogno di un amico in gamba. E poi fai bene a lasciare l'ambientaccio tuo. Se la tua donna canta con i piedi piatti, c'è da grattarsi la pera. Un ragazzo serio come te dovrebbe fare cose più pulite. Beh, andiamoci a bere qualcosa. Vieni, vieni, anima mia. Fra poco dovrebbe arrivare, se tutto va liscio. Eccolo. Ha il telone lento, quell'imbecille. Stammi bene a sentire, se ti trovo un'altra volta col telone lento io ti stacco la testa. Ecco qua. Attento, eh? Allora ripartite subito. Ci sono 4 partite diverse da consegnare, 2 per zona. Tiè, mi raccomando, eh. Devi avere pazienza. Il professore non può operarti prima di 6 mesi. Devi finire la cura. Oh, che cose lunghe. Non vedo l'ora di riabbracciare il mio bambino e di rivederlo. Sergetto, tu non hai figli e non sai che cosa vuol dire guardare negli occhi il proprio figlio. Dio mio, se questo non dovesse essermi più dato, non so. Tutto il nostro passato mi sembra incredibile. Scusami, amore mio. Vedrai, il Dio ci aiuterà. Allora lo vai a trovare il mio amicetto? Presto. Sì, amore. Lo vedrò anch'io, con i tuoi occhi. Allora quest'altra volta la mamma verrà, vero? Sì, la mamma verrà, appena sarà tornata dal suo viaggio. Ma lei non è partito insieme alla mamma? Robertino, perché non mi dai del tu? Senti, tu non sei mio padre, vero? No, non sono tuo padre, ma sono un tuo grande amico, che ti vuole bene, che ti aiuterà sempre. E io non posso aiutare te? Tu mi aiuti già molto. Come l'hai trovato, mio angioletto?
Che ha detto di me? Dimmi. Sta benissimo. Il professore pensa di poter